La quarta corsa è un'apertissima prova per 4 anni, non vincitori di 12.000 euro in carriera. Sono in 8 dietro le ali dell'Autostart, con il numero 1 Dark Robin, Alessandro Muretti, 2 Geoffrey, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 3 Dolce Inda, Luca Lovera, 4 Dorieux, Carmine Piscoglio, 5 Dominaz, Maurizio Cheli, 6 Dylan Didario, Michele Raimo, in seconda fila 7 Destiny, Lorenzo Callegaro, 8 Delicious Trio, Marco Stefani. L'allineamento va a completarsi. Bene, avete la prima fila tranne Dolce Indal che si ritrae. Con calma anche Dylan Didario dal 6. Partiti con velocissima Dominaz che cerca di scavalcare Dorieux. Dominaz che insiste su Dorieux, il quale prova a mantenere le punte di dentro all'imbocco della prima curva. Scende allo steccato Dominaz. Dorieux in seconda posizione avanti a Dylan Didario, quindi Geoffrey, poi Dark Robin. Lo strappo iniziale è importante. C'è un 14,5 per i primi 200 metri di corsa e avanza al largo Dylan Didario che va a chiedere strada a Dominaz e la ottiene dopo 300 metri. A sorpresa Dylan Didario al comando su Dominaz che è seconda avanti a Dorieux, mentre muove al largo Geoffrey che si porta in scia Don Robin. C'è un 29,7 di primo quarto di gara. Dylan Didario al comando, si scompone però e sbaglia. E così resta numero davanti 6 Dylan Didario, Dominaz, che lascia sfilare a sua volta Geoffrey, quale passa a condurre dopo 700 metri di corsa in una prova parecchio confusa dal punto di vista tattico. Al comando Geoffrey, dopo 800 metri in 1 minuto e 7 decimi, all'esterno c'è Don Robin, alla corda Dominaz, poi ancora Dorieux. Questi 4 bene avanti a Delicious Trio e Dolce Indal. Si completa il primo chilometro con Geoffrey che prova la fuga a palo lontano, 1,15,5 i primi 1000 di gara. Don Robin che cerca di scavalcare Dominaz, poi Dorieux che si mette in moto ora in mezzo alla pista quando siamo a 500 metri dalla conclusione. La fuga di Geoffrey che guadagna terreno su Don Robin che peggiora un po' di camminata, deve stare un po' fermo con le mani. Alessandro Muretti a 400 dal palo, 29,4 il terzo parziale. Geoffrey allora se ne va da Don Robin e da Dorieux a 200 metri dalla fine. È sempre in netta evidenza Geoffrey su Don Robin Dark Robin che prova a recuperare, quindi Dorieux. Geoffrey che nel finale porta a casa la vittoria in maniera facile, secondo Dark Robin, al terzo Dorieux. 2 minuti e 9 decimi, 1,15,2 ragguaglio cronometrico. Geoffrey, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per il Team Elert che allena ed è proprietario del figlio di Voltigeur du Mur. Si ritrova al comando dopo 700 metri di corsa e nel finale si allunga bene per venire a concludere in solitaria. Geoffrey, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata e il Team Elert a segno nella quarta corsa dall'Arcoveggio.